con Rossana, floral designer e titolare della giardineria Drago di Schio, che andrà a comporre per noi un centro tavola con delle qualità di fiori veramente splendide e vi assicuro profumatissime. Sono delle primizie, l'aria di primavera qua si sente già. E quindi buon pomeriggio Rossana, e adesso un po' alla volta, mano a mano che la composizione prenderà vita, Rossana andrà appunto a spiegarci come poterla realizzare anche noi con le nostre mani, certo, in casa, quindi bellissimo anche per chi magari non ha una manualità molto spiccata, con qualche consiglio, semplice, ecco, una cosa semplice. Da casa, perfetto. Lo può fare tranquillamente a casa. Beh, la spugna sono materiali che si trovano tranquillamente in qualsiasi garden o fioreria. Abbiamo la sua vaschetta contenitore, la spugna va bagnata. Quindi tu hai già provveduto a questa manovra di assorbimento dell'acqua. E come dicevamo, vogliamo fare quei colori della primavera, e allora ho pensato di portare anche delle candele già con i colori primaverili, il lilla, del cremino così, che dopo saranno ambientate nella composizione. Si accorderanno proprio perfettamente. Ho portato un po' di colori e come dicevi te molto profumati anche. Esatto. Allora la cosa importante è partire con il taglio della spugna. La spugna va smussata in tutti i 4 lati. Questa operazione, state attenti perché qui stiamo usando un cutter o un coltellino. Sì, coltellini proprio per i fiori recisi, un attimo attenzione giustamente perché... Però è talmente morbida che si può fare con un coltello di casa tranquillamente. Benissimo. La cosa importante, secondo me, da imparare subito, la chiusura della vaschetta, perché quando mettiamo in tavola la composizione non si deve vedere niente sotto il suo contenitore. Per cui è molto importante avere dei verdi da chiudere immediatamente la parte bassa. E la cosa più adatta possono essere delle foglioline piccole così, che questo è un viburno. Viburno fa anche i fiori, se non sbaglio? Ci sono tante varietà, sì. Comunque quasi tutti fanno i fiori. Sì. Vedi che anch'io conosco qualcosa, poco, ma mi destreggio anch'io. Comunque molto belle perché hanno anche una screziatura proprio bianca, molto molto raffinate, molto carine. Allora, tagliamo dei gambetti corti, in modo da inserire la parte proprio solo finale del gambetto, facciamo dei piccoli mazzetti. E qui il trucco è di infilarli in obliquo, quindi dal basso verso l'alto, in modo che proprio andrà ad adagiare sul tavolo. Ecco, qua proprio delle candele con delle forme un po' nuove, molto una belle. Forma ovale. Cosa molto importante che io andrei anche un po' a suggerire di notare un po' la qualità della candela. Certo. La qualità della candela, questa abbiamo una serieria italiana. È molto importante perché hai ragione. Esatto. Stoppino di cotone che non fa fumo nero, che non crea... E dopo il mio consiglio è quello di accendere sempre la candela in qualsiasi momento è vero perché fa molto ambiente, molto riscalda proprio l'atmosfera, come si dice, ma è davvero così. Effettivamente questo discorso che ci sta facendo adesso Rossana sulla qualità del materiale è importante, perché noi qui a Progetto Benessere abbiamo un occhio di riguardo per quello che riguarda proprio i materiali, la qualità. Trattiamoci bene, quindi una candela è meglio che sia una candela DOC, non è solo il vino o il buon cibo che deve essere DOC, ma anche quello che poi andiamo a respirare in casa, perché è molto importante. Sto creando questi gambi per fermare la base della candela, dopo vedete come procede, uncini, così, che andranno poi a fissarsi. E con questo dopo riesce ad avere un attimino di più sicurezza. Esatto. Poi possiamo anche inserire l'altro verde, molto leggero. Sempre dei piccoli mazzettini. Sempre, esatto. Un po' alla volta, quindi non abbiate fretta, perché se siete magari un tipo come me, cercate di esagerare col mazzetto un po' più corposo per fare prima. In realtà vedo che questo è un lavoro di fino, comunque, di pazienza.
lavoro sta procedendo e vedo che adesso mettiamo questi giacinti fantastici, profumati che abbiamo visto in tinta anche con la candela, una tonalità splendida. Ecco, il giacinto ha un gambo abbastanza grosso, per cui dobbiamo lasciare il suo spazio da inserire nella spugna. Sì, quindi allora bisogna basta anche riuscire a calibrare un po' il cioè taglio giusto, troppo verde, esatto, lasciare un attimino di spazio. Questa è un'altra accortezza da tenere a mente, quindi non riempite troppo. Poi appunto in sovraimpressione vedrete anche i nomi di tutto questo, diverse varietà di verde che Rossana è andata a abbiamo proprio anche di varie tonalità, dal verde chiaro, verde variegato, del verde, comunque tutti quanti molto leggeri, visto che la stagione secondo me richiede un verde così spumeggiante, come abbiamo detto anche, no? Quindi perfetto. Questi fiori poi traggono l'acqua dalla spugna. Nella spugna, esatto. Quanti giorni può avere di vita il nostro centro tavolo? Dopo dipende un po' dalla temperatura dell'ambiente, ma dai 5 ai 7 giorni rimane tranquillamente. Aggiungere magari un goccino d'acqua nella spugna con un affiattoio così appena attorno, tanto che ne riprende. Dopo, logicamente più resta fresco, più dura. Un'altra magari accortezza che si può tenere è portare la composizione nel momento che non la usiamo in determinate ore fuori, esatto, nel posto più fresco di casa. Ecco, adesso abbiamo portato gli anemoni. Questo invece bianco era il ranuncolo. Appunto, ranuncolo e anemoni. Quindi fiori proprio tipicamente primaverili. È proprio una ventata di primavera. Stuzzica. Sì. Esatto. Aspettiamo altro. Qua si trovano parecchi colori perché abbiamo dal blu, che è un colore che non si trova tanto nel fiore. Abbiamo il blu, abbiamo il rosso, tonalità del rosa, il bianco sempre anche qui. Quindi possiamo dare proprio spazio alla fantasia, anche farlo in tinta col nostro arredamento di casa magari. Esatto, o con la tovaglia di solito si fa la tovaglia, i piatti, si cerca un po' di... Ecco, questo qua è il ranuncolo bianco. Poi ho portato anche il lillà. Il lillà che sa un po' di antico. Però ecco, lillà, bellissimo nei mazzi, composizione Maria, anche proprio solo lillà, un bel vaso di fiori, così anche senza fiori è splendido. Però qua andremo a utilizzarlo in modo un po' violento, però. Zac zac, con le sue, esatto. Ecco, utilizziamo proprio i pezzetti, esatto. Ho capito. E qua allora possiamo disporlo in tutta la composizione. Quindi andiamo anche a creare una nota profumata, perché abbiamo visto appunto il lillà che è profumato, il giacinto profumato anch'esso, quindi creiamo insomma una cosa molto bella per la vista, per l'olfatto, è importante, importantissimo. Ecco qua, sempre col coltellino, comunque una cosa importante anche questa nel tagliare i fiori, non con le forbici ma con coltello, proprio per diciamo che con le forbici va a chiudere i canali di suzione del fiore, mentre col coltello è un taglio sbiego proprio, obliquo, apre di più e anche ha una ricezione migliore l'acqua. Certo, benissimo, infatti. Beh, qua abbiamo dei bei colori, direi bello, già, però se vogliamo... Questo si presenta benissimo, secondo me, come insieme. Però se vogliamo creare un attimino più di allegria, un po', possiamo metterci, ad esempio, un bel tulipano giallo. Un bel tulipano. Un altro fiore primaverile che proprio adesso sì. Che è il tulipano. Adesso, come nella frutta e nella verdura, non c'è più stagione proprio, e neanche nei fiori, perché troviamo i tulipani. Però a me piace comunque mantenere una certa anche certo. Nelle piante sarebbe importante insomma un po' anche quello. Gustare le cose di stagione. Nel momento che nei fiori. Qua abbiamo fatto, restando sull'idea della primavera, simpatico potrebbe essere proprio l'inserire il bulbo, adesso lo faccio vedere anche come,
Questi sono bulbi di che Questo è il fiore? bulbo del tulipano e questo di un narciso. Vai ad inserire anche Sì, sempre con filo di ferro rigido, sempre da fiorista. ecco, filo di ferro da fiorista che poi si trova anche in giardineria. Certo, sì. E lasciamo un po' Tutto lungo. per fare una cosa così alla giardineria Drago si trova e anzi magari vi fate consigliare anche da Rossana che vi darà tutto quello che adesso in questo momento stiamo utilizzando. Ecco, giusto per dare un tocco di Sì, particolarità. è vero, Un'altra idea invece può essere con un nastro, altro che può essere un questo fiocchetto. stile un po' provenzale. Sì, No? e allora magari facciamo anche il fiocchetto e vediamo un attimino l'inserimento del nastro nella Quindi, composizione. vedete, stiamo passando dalla più semplice alla più elaborata con pochi tocchi, poi alla fine non è che serva moltissimo, basta un po' di creatività, di inventiva. Questo può essere simpatico anche fatto con la raffia, ad esempio, giusto per restando in questo genere così. Sì, E anche qui, campestre. sempre col nostro filo. Vedete, questo filo è magico. Una delle cose che è serve per indispensabili. fissare, vedo io che- Poi è anche molto duttile, quindi si fa presto anche a maneggiarlo. Ecco, adesso e qua magari proprio alla base della candela. Beh, vi assicuro che il profumo si sente, è veramente molto molto Sì. delicato, bello. Si vede bene. Ecco, potete vedere. Un'altra cosina simpatica, visto che Sì. facciamo l'ultimo tocco primaverile, che ho portato sempre dei fili. Questo si chiama bear grass, che sarebbe l'erba dell'orso, bear. Boh, non so, questo non so. Che è molto bella, anche questa è molto decorativa e questa la andrei a utilizzare. E allora qua possiamo fare delle decorazioni sempre. Sì, un po' qua la fantasia, basta lasciarla andare. Adesso sono delle... Sì. Ogni dopo sì, particolare lo potrebbe rende, insomma, essere, sempre ecco, più dopo ricco. diciamo che l'importanza di una cosa proposta in un'entrata ha bisogno poi di un'uscita, per cui creeremo il suo allungamento. La giusta continuazione per andare a concluderlo a livello proprio visivo. Ecco, abbiamo dato più di qualche idea, dopo può essere o il fiocco Certo. o questo. O, Sì, beh, possono abbiamo, essere sì, separate oppure quello messe anche tutte insieme. Sì, qua È abbiamo veramente, proprio... è veramente splendido. Bene. Poche mosse alla fine perché Sì. non è stata una cosa poi sommamente complicata, realizzabile perfettamente con le nostre mani. Vedrete poi in sovraimpressione, ripeto, tutta la lista dei fiori se vi è sfuggito qualcosa e veramente complimenti e grazie mille a Rossana della Giardineria Drago.